Villa Sandy, partner di questo evento, sponsor importante, azienda importantissima che qui abbiamo ben rappresentata da Cinzia. Allora, come ti ho visto intanto molto all'opera, proprio ti ho visto che lavoravi dietro le quinte fino all'ultimo e poi sei stata anche giudice. Come ti sono sembrati questi tiramisù e soprattutto gli abbinamenti? Molto interessanti i tiramisù, molto interessanti anche gli esperimenti, la volontà di provare ad abbinare un dolce così difficile da abbinare al prosecco con i nostri vini, quindi molto interessante la sperimentazione. C'erano anche alcune provocazioni, hai detto dal palco, ma servivano proprio per rendere più interessante anche la competizione. Esattamente, credo che i ragazzi si siano espressi veramente in maniera eccellente. Ma parliamo di quello che è stato abbinato, diciamo, e che è quello che è anche in distribuzione oggi. È un prosecco DOC, quindi Treviso, siamo a casa diciamo, è un millesimato ed è un extra dry, quindi in abbinamento con questo dolce classico della provincia di Treviso. Per Treviso, ma non solo, direi per tutta Italia, per il Veneto, questo abbinamento tra Villa Sandy e tiramisù. Scopo benefico poi che unisce questa bellissima iniziativa dove vede cibo e vino proprio in aiuto di Teleton e di tutta la ricerca. L'attenzione innanzitutto a quella che è la salute e il piacere di condividere un momento così speciale come quello di oggi.